Buongiorno, le principali notizie. Si infittisce nuove ombre sulla morte di Lari, la quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina. Dopo l'autopsia gli inquirenti definiscono anomale le modalità del presunto suicidio. A Trapani nel carcere violenze e torture e arresti domiciliari per 11 poliziotti penitenziari, 14 gli agenti sospesi. A incastrarli le telecamere installate dopo le denunce dei detenuti. A Sicilia 24, la storia di Mari, la donna vittima per anni di violenze psicologiche e 3 auto incendiate. Affidatevi a persone competenti, dice, per denunciare. Atto intimidatorio in stile mafioso contro un imprenditore edile di Altofonte nel Palermitano che ha trovato la testa di un cavallo sul sedile di un escavatore sotto casa sua. Indagano i carabinieri. Oggi lo sciopero di 24 ore di medici e infermieri, salve le emergenze, a rischio 100.000 visite specialistiche, il personale sanitario. Abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa. Parcheggi e paradossi a Catania, tolleranza zero in alcune zone, controlli inesistenti in altre. Ambulanti occupano gratis, stalli a MTS e car sharing. Calcio, Catania, sabato ad Avellino per dare continuità alla vittoria nel derby col Trapani. Scelte obbligate per Toscano, è ufficiale il divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri residenti a Catania e provincia. Buongiorno, e dunque si infittisce il giallo intorno alla morte di Lari, la ragazza quindicenne trovata impiccata a Piazza Armerina. Dopo l'autopsia definite anomale le modalità del presunto suicidio. Manlio Viola. Diventa un giallo la morte di Larimar, la ragazza di appena 15 anni trovata impiccata a un albero 2 settimane fa a Piazza Armerina nell'Ennese. Dopo che la Procura dei minori di Caltanissetta ha avocato a sé l'indagine, emergono dubbi sull'ipotesi primaria, ovvero quella del suicidio. La ragazza infatti aveva collo, addome e piedi legati con una corda. Lo stabilisce l'autopsia che ha trovato sul cadavere i segni delle corde, poi slacciate dalla madre della giovane nel tentativo di soccorrerla. La quindicenne aveva però le mani libere, ma l'osso cervicale non era spezzato e le scarpe erano pulite nonostante l'albero si trovi in mezzo al terreno. Tutti elementi che fanno definire anomale le modalità del suicidio agli inquirenti. Nonostante i dubbi, l'inchiesta al momento ipotizza proprio l'istigazione al suicidio. La Procura dei minori di Caltanissetta ha disposto il sequestro dei telefoni di 8 ragazzi conoscenti e compagni di scuola della quindicenne. Tra le ipotesi c'è quella che dietro al gesto della ragazza possa esserci stato il timore che venissero diffuse alcune sue foto intime. Secondo la ricostruzione, la giovane aveva litigato con una coetanea che la accusava di aver intessuto una relazione occasionale con il suo ex, una circostanza che il ragazzo avrebbe ammesso durante la lite sostenendo di essere stato ubriaco. Una lite avvenuta davanti a decine di studenti, proprio le foto di quel fatto sarebbero state al centro dei timori di Lari. L'avvocato della famiglia della quindicenne, Milena Ruffini, prosegue anche le indagini difensive. Nei giorni scorsi ha chiesto ufficialmente un incontro alla preside della scuola delle 2 studentesse, senza però avere risposta. La famiglia pensa a presentare un esposto denuncia, ma solo dopo aver completato una serie di verifiche sulla sequenza dei fatti, fin qui ancora troppo confusi. Adesso nel carcere di Trapani, dove c'era chi sapeva o vedeva ed ha taciuto. Oggi 11 poliziotti penitenziari agli arresti domiciliari e 14 agenti sospesi. Dopo 3 anni di indagine del nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria Centrale si sono scoperte torture e violenze proprio all'interno del carcere. Laura Spanò. All'interno del carcere Pietro Cerulli di Trapani c'era chi sapeva o vedeva e ha taciuto. Oggi molti di questi sono indagati nell'operazione portata a termine dopo 3 anni di indagine da parte del nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria Centrale. È come se all'interno di una struttura chiusa, quale il carcere, ci fosse un'ulteriore struttura dove tutto fosse legittimo. Naturalmente, ripeto, 55 è il numero degli indagati, che è una grossa fetta, ripeto, tra un quarto e un quinto dell'intera popolazione, del numero del personale in servizio presso il carcere.
Un vero e proprio terremoto giudiziario che ha portato all'emissione di 11 misure cautelari degli arresti domiciliari, 14 misure interdittive della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio emesse dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura nei confronti di poliziotti penitenziari in servizio presso la casa circondariale trapanese. Sono gravemente indiziati a vario titolo e in concorso dei reati di tortura, abuso di autorità contro detenuti, falso ideologico, calunnia, che sarebbero stati perpetrati nei confronti di persone detenute all'interno del carcere di Trapani. Eseguiti anche 46 decreti di perquisizione a carico di personale del corpo per un totale di 46 indagati. Il provvedimento cautelare disposto dalla Procura è frutto di un'indagine avviata nel mese di settembre 2021 fino al 2023. L'attività investigativa è stata eseguita dal personale del nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria Centrale grazie ad attività tecniche e serrati riscontri effettuati. Le complesse attività investigative scaturiscono da una ventina di denunce effettuate dai detenuti ristretti al Pietro Cerulli, i quali hanno raccontato di avere subito maltrattamenti in luoghi privi di telecamere di sorveglianza. La zona individuata era il reparto blu, poi chiuso. Proprio le denunce hanno costituito il presupposto essenziale per lo sviluppo delle indagini che, grazie all'installazione di dispositivi di videosorveglianza, in questo caso con il supporto di altri agenti dello stesso istituto, hanno generato elementi altamente probatori nei confronti degli appartenenti alla polizia penitenziaria, poi identificati dai detenuti che avevano denunciato. E proprio nel carcere di Trapani è stato recluso sino al 2023 Ivan Domenico Lauria, il 28enne messinese morto venerdì scorso in un altro penitenziario a Catanzaro. La procura calabrese, dopo la denuncia dei familiari, ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane, anche se il certificato medico parla di morte per arresto cardiocircolatorio. La famiglia comunque ha consegnato alla procura una cinquantina di foto scattate dalla mamma sulla salma, dove sono evidenti ferite, ematomi e in alcune parti del corpo anche sanguinamenti. Si avvicina il 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Vi raccontiamo la storia di Mari, una donna che ha subito la violenza psicologica. Per lo Stato però non è una vittima. Sentiamo perché da Marco Gullà. Lei si chiama Mari, imprenditrice palermitana, vittima di violenza non riconosciuta. Un paradosso se si considera che questa donna ha dovuto stravolgere la sua quotidianità dopo un episodio che le ha cambiato la vita. Io sono stata protagonista di una brutta vicenda. Una vicenda che mi ha reso al centro delle cronache locali e nazionali. A gennaio del 2023 la città di Palermo viene tapezzata da dei volantini dove mi ritraevano insieme al mio ex marito ed altre 15 figure maschili, dove l'illazione era quella sessuale, ovvero che erano i miei ex amanti. Diciamo che in quel momento la mia vita si stravolge completamente, perché inizia una gogna mediatica contro di me senza conoscere realmente quello che ci fosse dietro quella brutta vicenda. A questa donna sono state bruciate anche 3 auto, nessun colpevole, seppur le abbia forti indizi. Ma non ci sono le prove e allora va tutto in archiviazione. Mari non è vittima di violenza. Diciamo che la mia vita in quel momento cambia completamente, anche perché quella notte di sabato sera di fine gennaio io cerco in tutti i modi di capire cosa stesse succedendo, perché mio figlio era fuori. Quindi vengo avvisata immediatamente di questi volantini sparsi proprio per il centro della città, dove io risiedo, dove io avevo attività commerciali, dove tutti mi conoscevano, e di corsa scendo per capire e inizio a raccogliere centinaia di volantini. In vista del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, parte oggi la campagna Nessuna scusa con vari testimonial nazionali. Questo invece è il messaggio che l'imprenditrice vuole mandare. Fidatevi a competenti, a delle associazioni che hanno competenze in materia, che vi possono supportare, a donne che hanno subito violenza e che vi possono aiutare, che vi possono informare, che vi possono accompagnare a fare anche una denuncia. Un operaio di 40 anni, originario di Mazzara del Vallo, è morto cadendo da un muretto alto 3 metri dove era seduto assieme ad alcuni colleghi in attesa di un furgone per rientrare a casa. L'episodio è avvenuto ad Acireale, in prossimità del torrente Lavinaio Platani.
E adesso vediamo la vicenda della ragazza appunto nello studio medico Procopio si eseguivano dei veri e propri interventi di chirurgia plastica senza avere le autorizzazioni e i requisiti necessari rinvenuti durante un sopralluogo dei carabinieri dei NAS di bisturi, anestetici e anche diversi attrezzi utilizzati per eseguire operazioni chirurgiche. Sentiamo Desiree Ferlito. Lì dentro si operava senza autorizzazioni. I carabinieri dei NAS, rimasti a lungo nello studio Procopio a Roma, non hanno più dubbi. In quell'appartamento all'Euro, trasformato in ambulatorio, dove Margaret, la 22enne di Lentini, che voleva ritoccare il naso, è entrata in coma per poi morire in ospedale, venivano eseguiti dei veri e propri interventi di chirurgia plastica che non potevano essere fatti. C'erano un bisturi, l'anestetico locale e altri farmaci. Una perquisizione durata alcune ore. Accertate inoltre che nello studio mancavano la documentazione medica, quella contabile, la descrizione dei farmaci e gli strumenti per fronteggiare eventuali emergenze, come quella che è costata la vita a Margaret. Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono una possibile reazione allergica o un errato dosaggio dell'anestesia, oppure una complicazione dovuta al fatto che alla giovane paziente non era stato raccomandato di rimanere a digiuno prima dell'intervento. La Procura di Roma ha disposto anche il sequestro dei tabulati telefonici dei due Procopio, utile per verificare un eventuale inquinamento delle prove. Atto intimidatorio in chiaro stile mafioso nei confronti di un imprenditore edile di Altofonte, siamo nel Palermitano, che ha trovato la testa di un cavallo sul sedile di un escavatore sotto casa sua. Indagano i carabinieri. Sentiamo Simona Mazzona. Una intimidazione in chiaro stile mafioso, come nel film Il Padrino, soltanto che l'imprenditore di Altofonte la testa mozzata di un cavallo l'ha trovata davvero. È accaduto sotto casa sua, a Poggio San Francesco, nel Palermitano. Qualcuno ha prima ucciso un cavallo la cui testa è stata fatta trovare sul sedile di un escavatore. Stessa azione agghiacciante con una mucca gravida con il vitello lasciato sul corpo squartato del bovino. Una scena orribile che si è presentata davanti agli occhi dell'imprenditore, che ha presentato denuncia ai carabinieri di Monreale. I malviventi sono entrati nel terreno che si trova alle spalle della casa, al momento disabitata, e hanno massacrato i due animali. La vittima, ben voluta in paese, che ha svolto spesso lavori per conto del comune, agli inquirenti avrebbe detto di non aver ricevuto minacce o avvertimenti. L'amministrazione comunale di Altofonte ha espresso ferma condanna per l'atto intimidatorio e solidarietà nei confronti dell'uomo. Condanna che si legge chiaramente nelle parole del sindaco Angela De Luca: sono rimasta pietrificata, non riesco a spiegarmi tanta barbarie. De Luca aggiunge che tutta la comunità è fortemente turbata per un gesto che sembra farci tornare nel Medioevo, per i suoi metodi inaccettabili, fatti non da semplici criminali ma da veri e propri barbari. Oggi lo sciopero di 24 ore di medici e infermieri, salve le emergenze e i medici di famiglia. A rischio invece 100.000 visite specialistiche. Abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, denunciano le sigle ospedaliere. Lorena Dolci. La rabbia oggi indossa il camice bianco. Primari, specialisti, infermieri incrociano le braccia dalla mezzanotte per 24 ore. Uno sciopero contro la manovra del governo che rischia di fare saltare oltre 1 milione di prestazioni sanitarie. Non un assalto ma una richiesta di aiuto, dicono ANAO e CIMO, le sigle dei medici ospedalieri che non vogliono essere complici dello smantellamento del sistema sanitario e in massa prendono parte alla grande manifestazione nella capitale. Sono problemi legati alle aggressioni continue, della mancata sicurezza del posto di lavoro, di un contratto che è stato approvato e firmato a gennaio, ma anche ora, a oggi quasi il 60% delle aziende italiane non ha attivato. Ragioni che sono alla base della fuga di massa dei medici, accolti a braccia aperte dai privati o all'estero. Risultato: reparti sguarniti, liste d'attesa interminabili e aggressioni. Noi oggi stiamo lanciando il nostro grido di allarme perché vogliamo che la politica finalmente attivi una campagna di assunzionale seria e adeguata alla nostra categoria e soprattutto porti avanti e faccia una legge che depenalizzi l'atto medico. Assunzioni che passano da un adeguamento degli stipendi più bassi d'Europa. L'astensione non avrà effetti sulle urgenze garantite, ma rischiano di saltare 100.000 visite specialistiche e 15.000 interventi programmati.
Parcheggi e paradossi a Catania, tolleranza zero in alcune zone, controlli inesistenti in altre. Ambulanti occupano gratis stalli MTS e car sharing. Tonino De Mana. Auto in doppia e tripla fila, ambulanti sulle strisce blu o negli stalli del car sharing, carico e scarico a qualsiasi ora, incuranti dei cartelli e del codice della strada. Catania, ostaggio del traffico, dell'anarchia e dei paradossi, con strade vessate dai controlli, a volte rigidi e senza tolleranza come in via Milano, Pole, Leopardi ed altre, dove non si vede mai girare una pattuglia. Sulle strisce blu, tinteggiate e ben visibili, esattamente l'opposto di quelle bianche, quasi sempre scolorite, si passa da un eccesso all'altro. Ci sono strisce blu e strisce blu, ma forse il blu di via Leopardi è diverso dal blu di via Plebiscito? A quanto pare sembra di sì. Le macchine in sosta vietata devono essere verbalizzate, ma deve essere fatto tutto con un criterio. Ci sono alcune zone di Catania dove gli operatori sostane non passano completamente e alcune zone dove non puoi lasciare l'auto nemmeno per un minuto che ti trovi il verbale sul parabrezza. Cardello annuncia novità sulla sosta a pagamento e non solo. Stiamo portando avanti la richiesta per poter riattivare il quarto d'ora di cortesia, affinché le persone, se devono fermarsi per fare una commissione di pochi minuti, possono parcheggiare nelle strisce blu senza aver il pensiero del tagliandino o del verbale che verrà fatto, e in questo modo non verrà più giustificata la sosta selvaggia in seconda e in terza fila, che è quello che sta accadendo in questo momento. Strade ostaggio di automobilisti incivili e negozianti sempre più esasperati. Tolleranza zero, non ci si può fermare un attimo. Sosta e verde selvaggio in piazza Corsica, dove le fronde degli alberi sono ad altezza di bambino. Dulcis in fundo, vi mostriamo lo street control, fermo in doppia fila a largo Aquileia. Sarebbe un mezzo preposto per rilevare le infrazioni degli automobilisti, ma chi controlla i controllori? A Catania la polizia ha sequestrato un deposito abusivo di fuochi d'artificio all'interno di un garage vicino a Piazza Risorgimento. Sequestrati 2.500 kg di materiale esplodente. Si intensifica così l'attività delle forze dell'ordine per il controllo del commercio illegale di materiale piroclastico in vista delle festività natalizie. Adesso una breve pausa e poi ci occuperemo perché caccia agli incivili della spazzatura a Floridia, nel Siracusano. Nel Siracusano il sindaco dichiara guerra a chi abbandona rifiuti per strada. In città così spuntano i manifesti con le foto degli incivili per provare a bloccare questo fenomeno che dilaga sempre di più. I residenti così sperano che funzioni. Francesco Aloi. C'è una battaglia che non finisce mai, quella tra civili e incivili. Sacchetto selvaggio è ovunque, dalle grandi città ai piccoli centri. E a Floridia, nel Siracusano, il sindaco ha fatto affiggere questi manifesti. Gli sporcaccioni, fotografati e messi alla vista di tutti. Fa bene, benissimo. Lo dovevo fare molto tempo prima. Lungo la strada provinciale che da Siracusa porta a Floridia troviamo tanti cumuli di rifiuti di ogni genere, ma per gli abbandonatori seriali ogni angolo è buono per disfarsi da ciò che non serve più. Loro sono uomini, donne, anziani e anche giovani. Sono troppe le persone che buttano i rifiuti per strada ed è sbagliato e devono essere puniti. Soprattutto nelle zone limitrofe, zone di campagna, sono molto peggio di quelle all'interno del paese, sono veramente ridotte male. Per chi si comporta così scattano denuncia, sanzione e adesso si finisce anche sui manifesti. Ma il sindaco la battaglia la faceva già sui social. In questo video vediamo cosa non si deve fare. Quando devo aprire il cancello davanti alla mia campagna, molte volte trovo i sacchi proprio davanti al cancello che li devo spostare. Siamo in un paese democratico e civile e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità. Quindi tra civili e incivili chi vincerà la sfida? Beh, speriamo i primi. Oggi la giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, mentre in alcuni territori i bambini sono vittime di conflitti e carestie. In Sicilia emergono dati allarmanti su dispersione scolastica e condizioni di povertà in cui vivono i più piccoli. Simona Mazzona.
Un futuro difficile per i bambini si prospetta nel 2050 e per il decennio successivo rispetto agli anni 2000. Dati allarmanti in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza nel nuovo rapporto dell'UNICEF. Un mondo trasformato da crisi climatiche estreme, spostamenti di popolazione e disparità tecnologiche, tanto che, secondo il report, tra poco meno di 30 anni la popolazione di bambini scenderà di oltre il 40% in Africa, al di sotto del 17% in Asia orientale e in Europa occidentale. Ma ci sono anche buone notizie. Si prevede che l'aspettativa di vita alla nascita aumenterà, anche se al momento conflitti e devastazioni stanno uccidendo troppi bambini. Il monito del capo dello Stato Mattarella è proprio questo: è nostro dovere difenderli da guerre e abusi, ha detto. Guerra e povertà nel mondo stanno alimentando una vera strage degli innocenti, mentre territori come la Sicilia non riescono ancora a offrire una società a misura di bambino. Nell'isola un quarto dei minori vive in condizioni di disagio economico, sociale ed educativo, per non parlare degli alti tassi di dispersione scolastica, mentre chi la scuola la frequenta regolarmente è costretto a studiare in istituti vetusti e poco attrezzati, come denunciano CGIL e CISL regionali. Secondo i sindacati, la Sicilia non è una terra per bambini, dove i tassi di povertà minorile sono i più alti del paese e dove la dispersione scolastica tocca il 17%, oltre 3 volte rispetto a quella di Umbria e Lazio. Adesso a bordo del treno espresso turistico delle Ferrovie dello Stato ripercorriamo lo storico itinerario della Ferrovia dei Templi di Agrigento. Davide Sardo. Eccolo arrivato a destinazione nella stazione centrale di Porto Empedocle, il treno espresso turistico di Ferrovie dello Stato. Un evento speciale per festeggiare l'anniversario dei 150 anni dall'inaugurazione del binario Comitini-Girgenti-Porto Empedocle. Così il treno ha percorso la storica tratta ferroviaria da Palermo a Porto Empedocle, lunga 144 km. Con questa iniziativa si vuole rilanciare il progetto della Ferrovia dei Templi. La Ferrovia dei Templi è molto di più, perché consente di portare in un angolo tra i più belli della Sicilia direttamente da Palermo, come abbiamo fatto oggi, con questo treno moderno degli anni '80 completamente riadattato a un servizio di turismo di alta qualità, dove nel vagone ristorante si possono mangiare le eccellenze siciliane. Il treno si può fermare a Tempio a Vulcano e da lì a piedi Giardino della Colimbetra e la Grande Valle. E io credo sia il modo più intelligente per fare un turismo sano ad Agrigento. La Fondazione Ferrovie dello Stato ha inaugurato anche il restauro del fabbricato viaggiatori della stazione di Porto Empedocle, riconvertito in un hub culturale turistico per Agrigento che si proietta a diventare capitale europea del turismo. E vi ricordo, al termine del telegiornale alle 14.30 su Telecolor, a Sicilia 24 Focus si parlerà dei consultori dell'ASP di Catania, luoghi di ascolto, confronto e servizi, ospiti di Adelaide Barbagallo, le dottoresse Laura Germanà, assistente sociale, e Sabrina Licata, ostetrica. Le vostre domande con un messaggio WhatsApp al 342 74 55 005. La trasmissione in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo, adesso una pausa, poi c'è il calcio con l'impegno del Catania di sabato ad Avellino. Eccoci al calcio, Catania in campo sabato ad Avellino per dare continuità al successo nel derby con il Trapani. Difficilmente Toscano potrà recuperare qualcuno, quindi le scelte saranno essenzialmente tecniche. Francesco Triolo. Da un lato può essere considerato l'avversario giusto al momento giusto, perché l'Avellino, dopo la striscia di 5 vittorie consecutive con l'avvento di Biancolini in panchina, adesso sta attraversando un periodo di frenata, sconfitta col Taranto, pareggi con Potenza e Benevento. Dall'altro il Catania potrebbe approfittarne per dare continuità alla vittoria di venerdì col Trapani e premere sul pedale dell'acceleratore, ma sarà una partita difficile contro una squadra che contro il Benevento ha dimostrato di poter competere sino alla fine per il primato del girone.
Il Catania però, grazie alla vittoria del derby col Trapani, ha recuperato fiducia e consapevolezza dopo prestazioni buone, ma senza i risultati sperati. Ecco quindi perché quello di sabato pomeriggio rappresenta un banco di prova per il Catania per capire a che punto del percorso di crescita è la squadra di Toscano. E poi anche il direttore sportivo, Daniele Faggiano, ha spiegato chiaramente che da qui alla sosta di Natale la squadra è tutta sotto osservazione. In questi giorni Bimbo Toscano sta lavorando sulle soluzioni da presentare al Partenio. Il tecnico etneo infatti potrebbe anche proporre un 3-5-2 più coperto, oppure la soluzione che col Trapani ha dato buoni frutti, quella di Jimenez, playmaker e stoppa sulla tre quarti. Difficilmente infatti Toscano potrà recuperare qualcuno degli infortunati e quindi le scelte saranno legate soltanto alle decisioni tecniche dell'allenatore. Intanto è arrivata l'ufficialità del divieto di vendita dei tagliandi per la partita del Partenio per i residenti in provincia di Catania, quindi niente trasferta per i tifosi rossazzurri. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, dopo di noi c'è il Focus, oggi curato da Adelaide Barbagallo. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.